il titolo perché mi sento più motivato, essendo professore. Giacomo, allora, quando uno soffre fame a lungo, si sta ben attenti a non dargli da mangiare troppo, perché altrimenti lo si fa morire, anziché aiutarlo a riprendersi subito. Rischiamo di fare un pasto troppo grande, perché oggi abbiamo messo in tavola probabilmente troppe pietanze. Siamo rimasti a lungo senza incontrarci, senza parlare, senza discutere, quindi è evidente che i problemi procedono, le situazioni nuove si creano, c'è bisogno di dare risposte. Quando non le diamo di volta in volta, tentiamo di darle insieme e purtroppo quelle risposte, quando le diamo insieme, sono sempre inadeguate. Siccome l'ora è tarda e non voglio neanche trattenervi a lungo perché ci dobbiamo anche autoregolamentare, voglio solo dire questo. Mi pongo delle domande. La prima, ma adesso noi abbiamo, a livello nazionale, è stata approvata la legge che riguarda il bilinguismo. Allora, perché da quando è stata approvata questa legge, si tratta già di 3 anni, perché non siamo riusciti in Sardegna a fare in modo che il nostro sindacato sia interlocutore ed abbia il riconoscimento di sindacato regionale, in modo tale che i problemi che riguardano la Sardegna e la scuola in Sardegna, la posta in Sardegna e tutti gli altri settori, in modo che il nostro sindacato abbia il riconoscimento tale per cui non si debba stare ogni volta a discutere e a ridiscutere se accettarci o meno al tavolo delle trattative, perché a livello nazionale non siamo i firmatari di contratto. In queste condizioni, tu sai che questa mia posizione non è nuova perché ne abbiamo parlato a lungo, in queste condizioni noi siamo zoppi, non ce la facciamo a fare il nostro dovere, non ce la facciamo a fare battaglia, non siamo nelle stesse condizioni degli altri, non abbiamo le stesse armi degli altri, non abbiamo le stesse possibilità, siamo sconfitti in partenza. Questa, io ho detto, era la prima battaglia che avremmo dovuto fare in questi anni. Questa è la prima, come sindacato, per me, può darsi che io mi sbagli, ma questa per me è la battaglia prima. Questa, usando una espressione abusatissima, la madre di tutte le battaglie. Questo andava fatto, se non facciamo questo è inutile. Ci andiamo a confrontare con organizzazioni sindacali che dispongono di mezzi, che dispongono di supporti politici e così via. Inutile. La mosca può anche dar fastidio al leone o all'elefante, ma gli dà solo fastidio, ma non può combattere. Allora è necessario che noi cominciamo di nuovo a prendere la buona abitudine di ridiscutere su noi stessi, di ridiscutere sulla nostra funzione e di fare anzitutto quelle azioni che sono preliminari al nostro sviluppo. Se noi non riusciamo a fare questo, ripeto, noi continueremo a trovarci fra 2 anni, fra 3 anni, 4 anni a ridiscutere delle stesse cose. Non è possibile. Io in quel sindacato mi sarò sbagliato, ma io sono entrato con tanto entusiasmo e pensavo che saremmo riusciti anche a combinare qualcosa di buono. Perché quelli che mi hanno preceduto l'hanno anche detto molto chiaramente. Ci sono le condizioni perché questo sindacato cresca, perché è una necessità. Quanti vorrebbero far sindacato con la CSS? Tantissimi, in tutti i settori del lavoro. Però noi, quando ci presentiamo come scuola al provveditorato, agli studi di Nuoro per depositare la nostra lista, ci sentiamo da parte del provveditore dire, mi riferisco a quanto tu conosci molto bene, ma voi non siete abilitati, non potete neanche presentare la vostra lista. Ma non è possibile continuare in questo modo. E noi pretendiamo di andare ad essere più presenti nel territorio o addirittura di confrontarci con i giganti quando non riconoscono la nostra esistenza. Ma non è possibile, non si può andare avanti così. E allora, ecco, sotto questo aspetto, vediamo che cosa dobbiamo immediatamente fare per
riuscire a raggiungere questo obiettivo. Questo è l'obiettivo primo. In merito ad altri problemi, questione della lingua, anche qui, questo è un aspetto che noi dobbiamo trattare con una sensibilità ed una competenza particolarissime, perché sono argomenti che ci toccano in modo diverso rispetto agli altri. E abbiamo ragione d'essere, ragione d'esistere, proprio se riusciamo ad essere diversi dagli altri, a dire qualcosa di diverso, di originale, di più catalizzante rispetto agli altri. Altrimenti è inutile. Nella massa conta l'esercito più forte e più numeroso. Se parliamo di quantità, siamo sconfitti in partenza. Dobbiamo rendere, invece, vincente la qualità. Ma allora per rendere vincente la qualità è necessario che noi non anche su questo aspetto. E così per vari altri aspetti. E chiudo, perché ripeto, non voglio dilungarmi inutilmente, chiudo anche facendo un altro accenno. Io credo, come tanti altri qui dentro, che apparteniamo al mondo cattolico. Tanti di noi qui dentro appartengono al mondo cattolico. E mi chiedo, ma cattolico io come tanti altri, ma i laici sotto questo aspetto credo che non si trovino in una situazione diversa. Noi vediamo, assistiamo costantemente, ormai da un anno e più, alla strage che avviene del popolo palestinese e del popolo ebreo, i quali a causa di un governo, io forse esagero quando parlando con i miei figli studenti dico ma questo Sharon mi sa tanto che da Hitler ha imparato purtroppo molto più di quanto non avrebbe dovuto imparare e sta facendo perdere con un anno e mezzo di governo tanti di quei sostegni, tante di quelle simpatie dovute per aver patito tutto quel che sappiamo, ma corre il rischio questo popolo di perdere tante simpatie proprio per questo governo criminale. Ma noi, davanti al sangue innocente che viene versato ogni giorno, che cosa abbiamo fatto? In altri tempi forse ci saremmo, se non altro, mobilitati a fare atto di testimonianza. Non abbiamo fatto manco questo, non facciamo più nulla. Ecco, allora io, ripeto, da cattolico in modo particolare mi trovo addirittura in una situazione insostenibile. Questo l'ho detto all'interno del congresso che abbiamo avuto da poco del Movimento Cristiano Lavoratori, con a fianco il dirigente nazionale. Ho detto, ma è possibile che noi da cattolici quando andiamo e ci inchiniamo davanti al Papa diciamo che il Papa ha ragione perché non vuole guerre, perché è contro qualunque guerra, e poi da cattolici al governo invece inviamo e siamo d'accordo e votiamo le deliberazioni con le quali si inviano i nostri soldati da una parte o dall'altra, o nella indifferenza assistiamo all'uccisione di tutti questi. Ecco, io sono un cattolico in crisi sotto questo aspetto, ma da laico non lo sono da meno.